got your body on my mind. I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Anche oggi Udinese Channel vi mostra il suo punto di vista esclusivo sui lavori del nuovo Stadio Friuli. Finora siamo stati all'esterno, vi abbiamo mostrato le coloratissime poltroncine che formano la curva nord e i distinti. Adesso siamo all'interno della curva nord, che è praticamente conclusa anche per quanto riguarda i locali che sorgeranno. Ho detto praticamente perché non è ancora finita, come potete vedere alle mie spalle proseguono i lavori, ma ci siamo, sorgeranno dei bar, c'è una cucina, ci saranno davvero tantissime novità che renderanno il match day un'esperienza esclusiva e praticamente indimenticabile. Vi abbiamo mostrato anche i bagni che sono praticamente conclusi, il locale è ormai completo in ogni suo piccolo dettaglio, è già attivo il sistema di videosorveglianza, praticamente ci siamo, in vista della prossima stagione la curva nord è pronta sia all'esterno che all'interno, non ci resta che goderci la gara, non ci resta che goderci il nuovo Stadio Friuli. Ci siamo spostati all'interno della zona distinti, viene quasi voglia di dare una mano ai tanti lavoratori che qui proseguono nella costruzione dell'interno della zona distinti, però la realtà dei fatti è che non ce n'è bisogno perché è praticamente quasi tutto finito. Prima vi abbiamo mostrato anche i tornelli sono quasi praticamente attivi, lo saranno sicuramente per la prima partita in casa. Anche qui ci saranno tantissime attività, mentre alle nostre spalle insomma proseguono i lavori, per cui non vi spaventate, è tutto sotto controllo, lavori che proseguono tutti i giorni, noi ormai ci siamo abituati anche a questi rumori, insomma, che sono, come spesso dico, il rumore del futuro, il rumore del nuovo Stadio Friuli che prende forma, uno stadio che sarà pronto a brevissimo, uno stadio che sarà a misura di tifoso, uno stadio che non vede l'ora di essere vissuto. Anche oggi Udinese Channel vi mostra il suo punto di vista esclusivo sui lavori del nuovo Stadio Friuli. Finora siamo stati all'esterno, vi abbiamo mostrato le coloratissime poltroncine che formano la curva nord e i distinti. Adesso siamo all'interno della curva nord, che è praticamente conclusa anche per quanto riguarda i locali che sorgeranno. Ho detto praticamente perché non è ancora finita, come potete vedere alle mie spalle proseguono i lavori, ma ci siamo, sorgeranno dei bar, c'è una cucina, ci saranno davvero tantissime novità che renderanno il match day un'esperienza, il nuovo Stadio Friuli. Ci siamo spostati all'interno della zona distinti, viene quasi voglia di dare una mano ai tanti lavoratori che qui proseguono nella costruzione dell'interno della zona distinti, però la realtà dei fatti è che non ce n'è bisogno perché è praticamente quasi tutto finito. Prima vi abbiamo mostrato anche i tornelli sono quasi praticamente attivi, lo saranno sicuramente per la prima partita in casa. Anche qui ci saranno tantissime attività, mentre alle nostre spalle insomma proseguono i lavori, per cui non vi spaventate, è tutto sotto controllo, lavori che proseguono tutti i giorni, noi ormai ci siamo abituati anche a questi rumori, insomma, esclusiva e praticamente indimenticabile. Vi abbiamo mostrato anche i bagni che sono praticamente conclusi, il locale è ormai completo in ogni suo piccolo dettaglio, è già attivo il sistema di videosorveglianza, praticamente ci siamo, in vista della prossima stagione la curva nord è pronta sia all'esterno che all'interno, non ci resta che goderci la gara, non ci resta che goderci